È stata una lesione importante, gli approfondimenti tecnici sono in corso, intanto siamo nelle condizioni di riaprire appunto a senso unico alternato con limite di portata, poi ovviamente il lavoro non è finito perché andremo avanti con le verifiche, con gli approfondimenti tecnici. Sono estesi i danni provocati dall'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante, il cui rimorchio si è incastrato all'altezza del sovrappasso della strada del mare. Il sinistro ha provocato la chiusura del passaggio. Si stanno ancora eseguendo tutti i rilievi per valutare la staticità e la sicurezza del cavalcavia. Nelle prossime ore è prevista comunque la riapertura del tratto con modalità senso unico alternato regolato da semafori. La viabilità sarà consentita ai mezzi con portata non superiore alle 26 tonnellate. Sappiamo dei flussi straordinari di traffico che ha, quindi da questo punto di vista ovviamente l'impegno è massimo per trovare delle soluzioni le più rapide possibili, ovviamente tutelando sempre la percorribilità e la sicurezza della circolazione.